Va ora in onda Centro Ronchi. A te la linea. Grazie Sveva. Abbiamo saltato, ci scusiamo con gli radioascoltatori, la trasmissione sabato scorso perché anche la nostra regista può avere, dalla bellissima voce, può avere qualche incidente di stagione, malattie influenzali. Quindi riprendiamo il nostro lungo percorso che è tranquillo, che è passo dopo passo e che abbiamo cominciato nel giugno dell'anno scorso. La crisi della democrazia, che per essere qualificata crisi deve prima essere definita nei suoi concetti e quindi in relazione ai dati reali, quindi a quello che succede. Abbiamo detto 15 giorni fa, sabato l'altro, che il demo, abbiamo detto dopo il percorso che abbiamo fatto, che il democratos, la democrazia, si manifesta come potere del popolo e il popolo deve essere in grado di poter attingere a questo potere e di poterlo esercitare. Quindi se non c'è un potere, oppure se non è esercitabile, la democrazia non c'è. Abbiamo anche aggiunto che perché ci sia questo potere, quindi il potere da parte del popolo, occorre che il popolo sia libero. È una scelta libera, una scelta di discussione all'interno della società, una scelta di confronto di opinioni che danno luogo a quelle che sono le decisioni migliori nell'interesse del popolo. Popolo che necessariamente quindi deve essere identificato come tale, deve avere una sua determinazione, deve essere composto da persone che adesso popolo, aderiscono spiritualmente, cioè è una adesione spontanea, è un senso di appartenenza quello che viene a sviluppare, non è certo dato da qualche certificato rilasciato da qualche scuola elementare della venuta frequentazione di qualche anno di frequentazione di classe elementare. Non è certamente questo. È l'adesione a costumi, adesione a una cultura, adesione a un modo di vedere compatibile che dà luogo alla possibilità di esercitare un kratos, un potere che dovrebbe spettare al popolo. Ora, facciamo un passo indietro. Quindi, perché un popolo possa essere definito portatore di democrazia, cioè del suo potere, deve necessariamente potersi autodeterminare. Quindi, la base della democrazia è la radice, della democrazia è l'autodeterminazione. Se non c'è questa autodeterminazione, che è il corrispondente della libertà che esercita un popolo che si riconosce come tale, non può esserci nemmeno democrazia. E l'autodeterminazione, riconosciuta dalla Convenzione di Oslo, è la base, che è base della democrazia, va esercitata fin dove? Come funziona l'autodeterminazione? Non può funzionare in modo assoluto, perché altrimenti ogni famiglia dovrebbe essere stato a sé perché si autodetermina, ogni gruppo amicale, familiare, politico, culturale, le associazioni, ogni gruppo si autodetermina, tanto vero che le associazioni, per esempio, si pongono degli statuti che regolano la loro vita, il loro modo di essere insieme, e che quando poi non sono più sufficienti o non vanno più bene cambiano. La stessa cosa avviene per le società commerciali.
la medesima cosa sono le abitudini, i metodi educativi che vengono presi all'interno della famiglia. Sono in fondo gli statuti della famiglia. Sono famiglie che sono più rigide, altre più aperte, alcune che educano, altre che diseducano, perché ci sono anche quelle che non hanno uno statuto, o che perlomeno hanno uno statuto carente. Quindi il principio di autodeterminazione non è un principio che vale soltanto per gli stati, vale sempre soltanto per creare uno Stato indipendente, un'entità indipendente. Per questo il principio di autodeterminazione è in correlazione tale e quale a quanto avviene in ogni società, perché è un principio appunto del democratos, della partecipazione alla democrazia, ubbidisce al principio di sussidiarietà, quel principio che è stato messo molto bene in chiaro da quel grande Papa che è stato Pio XI con Babisio, scalatore della griglia delle vignette, che è stato messo nell'enciclica Quadragesimo Anno, che si esplica in un principio molto semplice, e cioè non faccia l'ente superiore quello che può fare l'ente inferiore. Nell'ambito della società, il principio di autodeterminazione che poi consente a una società di essere democratica è questo. È basato sul principio di sussidiarietà. Principio di sussidiarietà che significa e si traduce come autonomia, che si traduce poi come patti con coloro che sono all'esterno, convenzionali, convenzioni, incontri, ed è la teoria ciò che viene sviluppato nella teoria federalista. Questi sono è vita, è sangue di vita quotidiana, perché il principio di autodeterminazione, che né più né meno corrisponde al principio di sussidiarietà, non è altro che il modo per far funzionare al meglio fin dalla base una società, fin dal principio una società, in modo che effettivamente attraverso gli accordi, la necessità di convivenza che si sviluppa a partire dalla base, autonomamente questi gangli vitali, le famiglie, le associazioni, eccetera, la famiglia è il nucleo fondamentale, ma perché è il più naturale, il più storicamente, da sempre nell'umanità, il nucleo fondamentale, le associazioni, le amicizie, piuttosto che tutto quello che si può organizzare, lo stesso commercio, tutto questo, se organizzato secondo un principio di libertà fin dalla radice, consente di sviluppare una entità che sono responsabili e responsabilizzate, le quali a loro volta sono le basi, il fulcro di una società democratica, perché solo così può crearsi la capacità di gestire un potere insieme, un potere sempre più allargato, come a cerchi concentrici, che sale verso l'alto e che determina la possibilità per il popolo di essere anche kratos, potere. Questo è, vedete che il principio di sussidiarietà, quel principio che ha preso a base nel 1984 la Lega, quando si è formata, quel principio è la radice della democrazia. Non ce ne sono altre. Non ce ne sono altre. Perché se non c'è la libera partecipazione alla società fin dalla base, con educazione in quel senso, responsabilizzazione in quel senso, il democratos, il potere del popolo, non ha senso, è una finzione, è un'attribuzione di altri poteri, i quali ti dicono guarda che tu hai formalmente questo potere. È un po' quello che avviene attualmente, e cioè quando
ci si lamenta, anzi, più che lamentarsi, ci si preoccupa per il fatto che la gente non va a votare. Pensi, consideriamo il fatto che non va a votare, consideriamolo in relazione a quello che stiamo dicendo. Il principio di autodeterminazione e il principio di sussidiarietà messi assieme, che sono poi la base di quello che è il pensiero leghista, che ha una vastissima applicazione, una storia enorme, ma che è anche sconosciuta dagli stessi parlamentari. Questo è disdicevole, lo dico chiaramente, non a Matteo, che figuriamoci lo conosce, ma a molti, purtroppo. Ora, bene, questo principio non trova applicazione nella società. Oggi come oggi la gente non vede nei partiti una naturale sfocio di questi due principi, autodeterminazione con sussidiarietà. I partiti sono dei blocchi chiusi fatti da piccoli clan che gestiscono determinati poteri e sono a compartimenti stagni chiusi, quindi il democratico hanno ben poco. Infatti il professor Giuseppe De Rita li definisce in Italia, per l'Italia, strutture paramafioso, tranquillamente, fin dal 2007 lo dice. Ora, se questo è il sistema, perché la gente non va a votare? Per il semplice fatto che è conscia del fatto che se va a votare sa benissimo che c'è qualcun altro che in realtà comanda, perché non c'è nessuno che prova. Non c'è nessuna naturale espansione di questi due principi, l'autodeterminazione e la sussidiarietà. C'è qualcun altro. Tanto dipende sempre da qualcun altro, ma è una storia lunga, non è che sia di adesso. È una storia, vi ricordate, l'Italia, quello che è il bene della Fiat è il bene dell'Italia. Ce n'era uno là, il cosiddetto re Gianni Agnelli, il quale faceva e disfaceva e contavano niente gli altri. Cioè, potevano prendere tutte le decisioni che si volevano, la decisione finale era la sua. Quindi, questo sistema, questo metodo che non è democratico, adesso ovviamente mostra le sue crepe, mostra la sua inadeguatezza. La gente non va a votare principalmente non per disaffezione, perché non sente la responsabilità, è irresponsabile socialmente. Ha raccontato un mare di balle, specialmente a sinistra, che non riesce più a radunare le folle. Qui ormai con loro si riuniscono 4 gatti pagati magari o comunque aiutati ad andare a fare quelle poche manifestazioni di poco impegno. Perché? Perché la gente non capisce benissimo che il potere non è del popolo, il potere compete ad altri. Quindi io posso andare, voto, metto tutte le crocette da tutte le parti possibili e immaginabili, ma il potere poi alla fine, la decisione, la prende qualcun altro. E questa non è democrazia. Ora, indubbiamente, per me è vostro, non è che stiamo dicendo una cosa così, uno schioccare di dita, è grave, è grosso, è grave e contraddice al concetto di democrazia. Perché? Perché dopo tutti questi mesi di sabati che abbiamo trascorso insieme, siamo giunti a determinare per 2 principi fondamentali per vedere se c'è la democrazia, quindi per capire se la democrazia è viva o no. Il principio di autodeterminazione è vivo, il principio di autodeterminazione in Europa, punto di domanda, è stato vivo in questi ultimi 30 anni di dominio socialista il principio di autodeterminazione in Europa? No. Determinazione dall'alto verso il basso in tutti gli strati della società, è stato vivo il principio di sussidiarietà, ma neanche a parlarne, ma c'è da ridere, anche solo a fare gli esempi contrari, cioè sono innumerevoli, sono tutti contrari e di applicazioni ce ne sarà forse 1, sarà 2. Ora, quindi, essendo questo il termometro che abbiamo individuato, abbiamo messo lì il termometro per capire se
se funziona la democrazia non c'è e non funziona. O comunque è una democrazia che si definisce tale, ma forse ha qualche storpiatura, forse ha qualche impedimento, forse è qualcosa d'altro. Teniamo conto che già alla fine della seconda guerra mondiale, ai tempi della Costituente, un allora celebre giornalista, fratello del segretario della casa reale di allora, Falcone Lucifero, era il segretario di Cifero, il giornalista, poi parlamentare anche, coniò il termine partitocrazia. Partitocrazia che fu individuata fin da allora, cioè un'eccessiva ingerenza dei partiti che poco alla volta diventano parti sostenitrici di interessi particolari e individuali, queste parti che alla fine espropriano e giungono a espropriare il democratos, cioè il potere del popolo. Fu già individuato allora. Lo riprese un concetto che venne ripreso da Pannella successivamente. In effetti, poi dopo lui partecipava poi alla pentola e al condimento, ma però fu individuato, fu detto, bene, adesso quello che rileviamo è che il sistema sta bloccandosi, cioè ormai questa partitocrazia non funziona più, determina discriminazioni, determina distanze all'interno della società. Una bella voglia la dottoressa Schlein a venirci a raccontare che le discriminazioni e le distanze riguardano i diritti soggettivi, riguardano il capitalismo, riguardano prima di tutto il fatto che è discriminato il potere del popolo, è discriminata la democrazia, che c'è una discriminazione nell'esercizio dei poteri, che i poteri vengono esercitati da chi col democratico non ha niente a che vedere. Forse anche i partiti, perché alcuni partiti non hanno niente a che vedere, sono aggregati, accumuli di interessi, ma interessi e col popolo hanno poco a che vedere. Ecco. Quindi siamo davanti a una svolta storica, a un problema storico sotto questo profilo. Ripeto, la storia della Lega è proprio nel senso del democratos, è proprio nel senso dell'attribuzione di questi poteri al popolo. Poi di errori se ne sono fatti, di comportamenti sbagliati ce ne sono stati tantissimi, di gente che non capisce queste cose, ce n'è pure tanta, però il fondamento è questo. Il fondamento tenuto fermo, fisso da Matteo, è questo. È un fondamento che origina da Bossi e che arriva a Matteo. Il fondamento è rimasto continuo, stabile. La via è questa qua. Quindi davanti a questa crisi c'è chi più la vede come per quella che è, cioè una crisi concettuale di potere alla base, c'è chi la vede come un qualcosa di, per certi aspetti, incomprensibile. Invece è comprensibilissimo. La gente non va più a votare perché sa che le decisioni vengono prese da altri, lei conta niente. Questo è il concetto di base. Ora, occorre quindi ridare forza, ridare peso alla base, alle strutture di base, ai singoli anche, come base, perché senza gli individui non c'è neanche la società. Quindi all'individuo, come alle sue formazioni, occorre ridare quel potere che compete, che messo assieme al potere che compete agli altri dà luogo alla democrazia. Ecco. È facile a dirsi, poi dopo a farlo, dopo tanti anni di massacro di questa democrazia, un po' meno facile da attuare. Però teniamo conto che sta per finire, si spera almeno, la guerra. Le guerre hanno sempre bagno di sangue terribile, cose bestiali, pensate all'Ucraina, pensate alla Palestina. Quindi
sono la stessa cosa, sono una guerra combattuta su un fronte e un'altra su un altro fronte, ma è la stessa guerra, combattuta fra sostanzialmente Stati Uniti e Federazione Russa, che alla fine si sono riconosciute come i protagonisti di questa guerra, tanto che hanno escluso tutti gli altri, erano tutte balle, quelle che il Biden di turno raccontava, era interessato questo, quell'altro, quell'altro ancora. Erano loro due che si stavano confrontando e come tali si sono riconosciuti. I nemici erano loro due, perfetto. Teniamo conto che le guerre, accanto al bagno di sangue assurdo, pazzesco, che portano anche, sono anche però un lavacro. Le bugie, le falsità, le incrostazioni assurde che man mano si sedimentano nel corpo sociale, vengono spazzate via, vengono purtroppo lavate col sangue. Ed è quello che è avvenuto. Ora, vediamo quel che è successo ieri, la lite fra il neoeletto presidente Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Benissimo, ma era ovvio. Non so chi possa stupirsi che una lite del genere possa essere capitata. Nessuno. Che Volodymyr Zelensky fosse l'uomo di paglia, la testa di legno, finisco, del finto cattolico Joe Biden, in realtà maestro massone, perché questa è una storia pazzesca, era evidente. Che lo trattasse a pesci in faccia era probabile. E così è avvenuto. Ecco, è uno scontro adesso tra chi vuole andare verso una libertà, verso la autodeterminazione e l'attuazione dei principi di sussidiarietà e chi vuole rimanere legato al potere delle strutture concepite dal socialismo per 30 anni e che ci ha dominato e che ha limitato in realtà la nostra libertà. Come lo stesso Trump alla sua maniera, non è che io sposi Trump per carità, però alla sua maniera ha detto. Il falso Biden aveva detto il contrario. Mi dice la nostra sveva dalla bellissima voce che abbiamo terminato. Un abbraccione grande come sempre a Matteo Salvini, un abbraccio ai nostri ascoltatori, a Bruna, Nicolò, tutti quelli che, ai gatti, Gregorio e Pilli, un abbraccione grande alla Tina e alla sua mamma e a Dio piacendo a risentirci sabato prossimo alle 10 alla stessa ora. Grazie, buon sabato, buona domenica. Avete ascoltato Centro Ronchi. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio.